Successo interno per il Fonte Meravigliosa che supera per 3-2 il Monte San Biagio grazie ai gol di Mangano, Maresca e Masciopinto. Per la formazione ospite non basta la doppietta di un ottimo compagnone. Prima occasione per i padroni di casa, da rimessa laterale la sfera arriva a Mangano che dalla distanza calcia a rete, leggera deviazione che non lascia scampo a Viscusi ed è 1-0 per il Fonte Meravigliosa. Al settimo il Monte San Biagio risponde, azione orchestrata da Compagnone, sfera sulla destra con ottima uscita da parte di Clementi, il quale devia in corner. Al quarto d'ora ancora Monte San Biagio, Compagnone fa tutto da solo sulla sinistra, conclusione respinta in angolo da Calisse. Il pari momentaneo arriva al 21esimo, azione questa volta sulla fascia opposta, poi Compagnone lascia andare, la conclusione vincente sta affilata sul primo palo e 1-1 che riporta tutto in parità. Fonte Meravigliosa che reagisce prontamente e 10 giri di lancette dopo prova una buona occasione e torna così in vantaggio. Dalla destra dell'area di rigore, cross basso al centro, lungo batti e ribatti in area di rigore risolto da Maresca che non può sbagliare, 2-1 e Fonte di nuovo avanti. Non è finita perché 2 giri di lancette dopo Compagnone viene steso in area di rigore per il direttore di gara e penalty che lo stesso numero 9 si incarica di battere, doppietta, palla in rete e 2-2. Nel finale di frazione ancora Monte San Biagio pericoloso, prima palla alta, poi Fonte velenoso da corner, Sperati manda al lato di testa. Lo stesso prova il tiro a giro poco più tardi con deviazione in corner. Nella ripresa padroni di casa pericolosi in doppia occasione, prima Azzinari tenta la conclusione dalla distanza, respinta con lo stesso che prova poi la conclusione, palla alta. Il match potrebbe cambiare al 20esimo con il cartellino rosso estratto dal direttore di gara Paparelli. Monte San Biagio che resta così in 10 uomini. Gli ospiti sotto di un uomo si rendono comunque pericolosi ed è l'intervento di Calisse provvidenziale a respingere una deviazione da parte di un suo difensore. Fonte Meravigliosa che lo respinge, cross dalla destra e conclusione quasi a botta sicura, respinge Viscusi. Il gol decisivo arriva al 38esimo, azione dalla stessa parte, Masciopinto raccoglie in area di rigore e calcia a rete, 3-2, Fonte Meravigliosa di nuovo in vantaggio. Nel finale Monte San Biagio che resta anche in 9 per il cartellino rosso a Fanelli con ospiti che chiudono così in doppia inferiorità numerica. Poi match che scorre fino al triplice fischio del direttore di gara. Aspetta che fischia.